Da un lato gli ex dipendenti di Veneto Banca ascoltati in queste settimane dal pool della Guardia di Finanza, dall'altra un ex funzionario dell'Istituto di Credito Montebellunese che smentirebbe quanto detto finora dai suoi stessi colleghi. Ma facciamo un po' d'ordine. I dipendenti hanno raccontato alle Fiamme Gialle di essere stati all'oscuro di tutto, di non aver mai saputo cosa ci fosse davvero dietro alle operazioni che hanno poi portato all'epilogo che tutti conosciamo. Ma quanto dichiarato dall'ex funzionario cambierebbe le carte in tavola. L'uomo avrebbe infatti ammesso che tutti i suoi colleghi sarebbero stati al corrente perché, ha spiegato il dirigente, sarebbe arrivata una direttiva che avrebbe assegnato l'incarico di raccogliere più soci azionisti possibili perché la banca aveva problemi di crediti deteriorati da coprire e quindi aveva la necessità di recuperare denaro. Una prassi che si sarebbe ripetuta successivamente quando alcuni clienti della banca, visto il crollo del valore dei titoli, aveva chiesto di vendere. Anche in questo caso, avrebbe detto l'ex funzionario, sarebbero arrivate nuove direttive per convincere le persone a non vendere garantendo la sicurezza dell'investimento. Dichiarazioni dall'una e dall'altra parte che dovranno adesso essere confermate dai magistrati, ma sono soprattutto quelle dell'ex dirigente ad essere sotto la lente di ingrandimento perché, se confermate, dicono gli stessi inquirenti, potrebbero segnare una svolta nell'indagine passata le scorse settimane da Roma a Treviso.